Oggi vedremo una vera e propria rarità, un'antica ricetta del pranzo pasquale genovese, la cima d'agnello al forno. Il punto di partenza è un quarto anteriore d'agnello che non abbia tagli o piccole lacerazioni. Togliendo gli ossi della spalla si ottiene una tasca da farcire, la quale avrà un'apertura non troppo grande in modo da non dover poi cucire troppo. L'operazione di disosso la potrete vedere in tutti i dettagli cliccando sulla scritta in sovraimpressione, mentre qui vedremo come procedere una volta che abbiamo la nostra tasca pronta. Ho fatto il video che mostra come preparare la tasca perché è sempre più difficile trovare un macellaio a cui chiederla. Quando esisteva il buon senso, il consumatore era tutelato mediante la specializzazione dei mestieri. Ad esempio, vi erano diverse figure di falegnami, tipo bancalari, stipettai, ebanisti, maestri d'ascia, eccetera. Nelle antiche repubbliche, tipo Genova o Venezia, le pene erano molto severe, ad esempio per uno stipettaio che avesse fatto un lavoro da maestro d'ascia. Anche in tempi più recenti, fino agli anni 60, un macellaio di carne bovina non poteva vendere pollame, maiale, ovini o carne di cavallo. Per ognuna di queste esistevano negozi dedicati, quali il pollaiolo, il porcaio, le macellerie ovine, le macellerie equine. Sono poi arrivate le cosiddette liberalizzazioni e, a parte i tassisti, ognuno può fare quel che gli pare, cioè tutto è male. Fatto sta che se andasse dal macellaio a chiedere una cima d'agnello, le possibilità sarebbero sentirvi dire che non esiste, avere una cosa tutta malfatta che dovreste poi cucire per mezza giornata, oppure sentirvi proporre di acquistare il minestrone o i gamberi surgelati. Basta, incominciamo. Ci facciamo aiutare dalla Gabri per sgusciare i piselli. Li scotteremo poi per un paio di minuti in acqua bollente salata. Scottiamo in acqua bollente i pistacchi verdi per pelarli. In genovese i pistacchi verdi li chiamiamo fistecchi. Facciamo imbiondire cipolla e prezzemolo tritati e rosoliamo per un paio di minuti i ritagli di agnello che avevamo tenuto da parte durante l'operazione di disosso. Inseriamo anche delle animelle e un pugno di pinoli. Via do campo che na preziosa, oggi grandi color de feggia, tutta notte le asta de feggia, vende a tutti Per dare morbidezza aggiungiamo una cervella e dei filoni. via do campo che na figetta, una bucca color da brina, e ci grigi come la strada, nasce un sciui dove cammina. Dopo circa un minuto la disfiamo col cucchiaio di legno. Spruzziamo col vino bianco e lasciamo evaporare.
Saliamo e ritiriamo dal fuoco. Via do campo che na bagascia, veggi grandi color de feggia, se da mia la te vegna veggia, per amanti per pigiala, e te pa di andare lontano. Prepariamo adesso il ripieno, battendo un pochino, una decina di uova, col giusto sale e poco pepe. Beata mia, qui sorriso, non ti credi che un paradiso, vuole solo gli al primo già. Una grattata di noce moscata. Via do campo che va illuso, con la speranza d'averla in sposa, e a mia la monta pescare, fino a quando giogia Un pizzico di maggiorana tritata. Bacia e risi amore risponde, chanzi forte se non te sente, dai diamanti non nasce niente. Inseriamo i pistacchi che avevamo spellato, i piselli sbollentati, E da un llamme per nasce giù, dai diamanti non la carne rosolata, nasce niente, e da un llamme per nasce giù. una bella manciata di parmigiano grattugiato. Addensiamo leggermente sul fuoco il ripieno, facendo però attenzione che non rapprenda troppo. Facciamolo un po' raffreddare e con esso riempiamo la cima. Mi spiace per l'inquadratura che non permette di vedere che ho utilizzato un imbuto di quelli con l'uscita larga adatti per i vasetti di marmellata. Se non l'avete potete utilizzare un mestolo.
Finalmente possiamo cucire la cima. Dopo averla salata esternamente, la mettiamo in forno a 180-190 gradi con le costole in basso. Dovrà stare in forno per 2 ore e all'inizio la terremo coperta con la stagnola. Quando inizierà a colorirsi, la bagneremo ogni tanto col vino bianco. A metà cottura la giriamo. Una volta cotta la lasciamo intiepidire. In inverno, per far prima, potrete metterla fuori dalla finestra e utilizzando un coltellino togliamo le costole. Togliamo ora le vertebre.
Adesso possiamo tagliarla. E finalmente possiamo gustarla. Squisita.